abbiamo ideato questa formazione di 4 teli scenografici. È stato un desiderio di avere un momento di festa da condividere con la città per segnalare appunto il nostro lavoro molto continuo e costante sul restauro e il recupero delle pescherie di Giulio Romano, che noi ci siamo impegnati con una concessione trentennale col Comune a restaurare e riaprire all'uso pubblico. Lei sa che ha 2 finalità fondamentali: la prima è quella del restauro del monumento giuliesco vero e proprio, la seconda è quella della riapertura dell'accesso permanente pubblico alla riva del Rio, per fare in modo che la città e il centro storico si riappropriasse di questo rapporto con l'acqua che si è perduto nel tempo. È un evento piuttosto mediatico come questo, che era il rivestimento dei 4 fornici del cantiere, perché questa è la recinzione di cantiere, con dei teli scenografici tratti dai giganti di Giulio Romano. Abbiamo iniziato una campagna di saggi per le analisi chimiche che hanno restituito l'importanza della composizione chimica e dello stato di conservazione di questi pugnati. Oltre a questo, naturalmente, sono stati fatti anche saggi stratigrafici che saranno preliminari alla costruzione del progetto di restauro vero e proprio. Uno, per ricordarci che siamo una città d'acqua e quindi cercare in tutti i modi di riappropriarci di una dimensione, di un'identità che è la nostra identità. In secondo luogo, per provare a sognare e al tempo stesso a ricordare perché ci sono tante persone adulte, anziane, che ci hanno ricordato facendo quel percorso ed erano anche emozionate quando li lavavano i panni, quando le loro madri lo facevano, quindi ci hanno ricordato anche di una quotidianità nel rapporto con l'acqua. Io credo che quando le cose sono possibili bisogna provare a farle a tutti i costi, anche quando sono impossibili bisogna riuscire a renderle possibili, ossia quello di tornare a rendere davvero navigabile quel tratto di Rio che ancora è aperto. I teli sono perfetti per quanto riguarda il legame fra la pittura di Giulio e la sua architettura, il bugnato, ed è una grande ricchezza per la nostra città poter avere ancora 2 mercati coperti del pesce come li ha immaginati Giulio Romano 5 secoli fa. Ed è qui che noi, come amici di Palazzo Atene e Musei Mantovani, che abbiamo dato vita alla Fondazione delle Pescherie di Giulio Romano, vorremmo che tutto ciò diventasse più spettacolare, proprio per essere più accattivanti e riuscire a far partecipare di più le persone, fare quel cosiddetto face to face, quel faccia a faccia, quella raccolta spontanea che noi dobbiamo stimolare di copertura dei costi. Lo ricordo, saranno 1.200.000 euro circa.